Siamo qui a Bobbiate, quartiere dove ieri sera c'è stata una raffica di furti, i cittadini sono molto arrabbiati. Sì, io mi presento, sono Laura Ponzin, ho il controllo del vicinato come attività in questo momento molto sotto pressione perché nelle ultime 3-4 settimane abbiamo avuto una media di 5-6 segnalazioni al giorno di tentati furti e anche di furti avvenuti. Questo a partire dal territorio di Casbeno a scendere passando per Bobbiate e Lissago. Infatti le nostre tre zone si stanno unendo per mandarci queste informazioni. Quello che sto rilevando dalla cittadinanza è una forte rabbia, oltre che la delusione e lo sconcerto di trovarsi nelle proprie abitazioni costantemente in uno stato di pericolo. Si avverte un senso di abbandono e di insicurezza perché l'intervento della polizia arriva, ma a volte impiega parecchio tempo, e soprattutto quello che dispiace è vedere che nei video sono quasi sempre le stesse persone riprese. Questo significa che fino ad oggi questi soggetti l'hanno sempre fatta franca.